Elisa Venturini, Job Club, un nuovo modo ideato dalla provincia di Padova per aiutare i giovani a trovare un impiego. Sì, si tratta di un progetto che la provincia di Padova promuove insieme all'associazione Movimento Progetto Lavoro. È un nuovo modo per attivarsi e per cercare un'occupazione. È un nuovo modo di fare perché, come diceva Einstein, se si vogliono dei risultati diversi bisogna anche comportarsi in maniera diversa. Allora questa è l'opportunità che viene data a coloro che cercano lavoro, e cioè quella di condividere delle relazioni, condividere dei contatti, fare una sorta di gruppo di lavoro dove si mettono in condivisione le informazioni, i contatti per cercare appunto occupazione. È un modo diverso dove ci si ritrova insieme, dove si cerca di valorizzare soprattutto la relazione, e questa è la cosa importante, cioè non far sentire le persone sole nella ricerca del lavoro, non comportarsi in maniera ripetitiva, ma insieme agli altri sfruttare i contatti che possono anche provenire appunto da altre persone per cercare il lavoro. In che modo questi giovani, appunto, nel modo pratico verranno aiutati? Ma in realtà questo progetto non è solamente indirizzato ai giovani, anche perché in questo momento, grazie ad altre possibilità, sto pensando a Garanzia Giovani, si sta pensando anche a loro. Questo è un progetto che forse è indirizzato alle persone che hanno un'età superiore, nel senso che viene data l'opportunità a coloro che ormai si sentono sfiduciati di trovare in questi momenti di condivisione dei nuovi contatti di lavoro. Si tratta di 11 appuntamenti, 11 incontri che si sviluppano quindi nel tempo e che danno l'opportunità a gruppi di persone di condividere questa esperienza.